Cambia il vento anche in Laguna. Dopo le opposizioni iniziali, nessun comune lascerà il Veneto, anche Venezia cambia idea sui referendum per il passaggio di regione. Penso che le richieste di questi comuni siano legittime e siano soprattutto incazzate, me lo faccia dire. Noi paghiamo un sacco di tasse e Roma non ci dà nulla, quindi io darò sempre l'ok a queste domande di trasferimento in altre regioni perché voglio vedere fino a che punto Roma riuscirà a dire no. L'appoggio politico del governatore arriva in un momento delicato per il bellunese. Entro 2 mesi dovrà essere deciso il destino della provincia, mentre si moltiplicano le consultazioni per cambiare regione, verso est e verso ovest. A Pieve di Cadore si raccolgono firme per il passaggio sotto Udine. A Feltre è ancora rovente il clima attorno al referendum pro Trentino e sempre verso ovest guardano i comuni a Gordini, Gosaldo, Vallada, Taibon, Cencenighe. Mentre attendono ancora risposte i 320 cittadini di Roccapietro e i 462 di Cesio Maggiore che hanno depositato in comune le firme per chiedere la consultazione popolare. Decisamente lunga l'attesa a Roccapietore, dove la domanda è stata consegnata a inizio luglio, ma il sindaco rassicura. Andrà in discussione nel prossimo consiglio, promette Andrea De Bernardin. Non è stato possibile affrontarlo prima, causa tempi tecnici e ferie. Venerdì i sindaci bellunesi si incontreranno per discutere del futuro della provincia e nell'incontro si parlerà anche della proposta provocazione del BARD, che ha chiesto l'indizione di referendum in tutti i comuni bellunesi. Un'idea che sembra essere stata raccolta dallo stesso Zaia, che, anzi, rilancia pesantemente, lasciando la patata bollente in mano al governo romano. Quando dirà per la prima volta sì, i 581 comuni di Veneto, la farò io la domanda, chiederanno di andare da qualche altra parte. Noi siamo talmente arrabbiati che non ci basta neanche più lo statuto speciale, noi vogliamo l'autonomia, vogliamo che i soldi e le nostre tasse restino qui e siamo stanchi di questa immonda modo di governare e di questa vergogna a livello nazionale dove abbiamo regioni che sprecano, spendono, espandono e altre come noi che debbono pagare il loro conto.